Il programma di sviluppo rurale è questo progetto importante quinquennale che ormai da 2 quinquenni si tiene in tutte le regioni italiane per la gestione dei soldi che l'Unione Europea dà all'Italia e ovviamente poi alle regioni per lo sviluppo e il miglioramento del settore primario dell'agricoltura. Fondamentale per il PSR e per il Veneto in particolare è il settore vitivinicolo, la locomotiva di questa realtà. Allora Veneto Agricoltura con la Regione ha organizzato un convegno proprio per fare il punto di come questi soldi poi sono stati spesi. Sì, infatti noi adesso ci troviamo praticamente in un periodo di transizione tra quello che è stato il vecchio PSR e quello che sarà il nuovo periodo di programmazione regionale dal 2014 al 2020. Quindi è importante in questo momento valutare quello che è stato fatto in passato, quindi gli impatti che ha avuto il PSR in particolare sul settore vitivinicolo veneto, ma anche capire cosa migliorare per il futuro e quindi è importante incontrare i viticoltori, gli operatori della filiera anche per avere suggerimenti su cosa può essere fatto di meglio rispetto al passato. Abbiamo già qualche idea comunque delle richieste che possono venire dal mondo agricolo? Sì, noi abbiamo già fatto dei sondaggi attraverso dei focus group e anche un'indagine telefonica. Diciamo che c'è un'esigenza soprattutto di fare sistema all'interno del settore vitivinicolo. Ad esempio, se si parla di promozione, in molti hanno posto in evidenza come non esista effettivamente un'immagine forte del Veneto come regione che produce vino. È quindi importante riuscire a fare sistema per poter promuovere nel modo migliore possibile le nostre produzioni. Anche perché la quantità e la qualità ci sono, quindi manca l'immagine. Esatto, manca l'immagine, troppo spesso si va in ordine sparso, ci sarebbe invece l'esigenza di fare un grosso investimento e una grossa progettazione su un'azione comune molto significativa per il vino veneto. Il PSR quindi ha impegnato importanti risorse nel quinquennio scorso. Non solo il PSR, anche il Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo. La Regione Veneto, per esempio nel Piano Nazionale PNS, è stata la regione che ha maggiormente usufruito delle risorse. Abbiamo impiegato circa 300 milioni di euro nel quinquennio scorso e ne abbiamo in segnalazione per il prossimo quinquennio altri 180, divisi tra le azioni e promozioni sui mercati extra UE, ristrutturazione e riconversione dei vigneti e interventi a sostegno della trasformazione e potenziamento della valorizzazione dei prodotti vitivinicoli. E la promozione unitamente agli interventi sulla cantina sono i 2 assi su cui sta lavorando maggiormente l'amministrazione in rapporto con i rappresentanti della filiera. Sono i 2 elementi che hanno meglio supportato l'azione vitivinicola e il potenziamento del settore. Questi sono i dati, Assessore, e quindi da questo punto di vista il PSR ha speso bene i soldi per il vitivinicolo. Beh, questa è stata sicuramente una soddisfazione perché lo studio denota che gli investimenti sono stati mirati, sono stati centrati gli obiettivi, quindi abbiamo un sistema vitivinicolo che è competitivo a livello mondiale. Questo ci conforta anche nella costruzione ovviamente della programmazione futura. Quanto ci aiuta questo studio a programmare il futuro? Beh, sicuramente a far conoscere, ci dice anche di far conoscere molto di più il territorio perché è molto legato anche alla produzione. Questo vuol dire che non solamente sfrutteremo al meglio possibile le risorse che ci vengono messe a disposizione, 151 milioni di euro in 6 anni, 31 milioni di euro all'anno per tutto ciò che è valorizzazione e investimento su questo settore. È ovvio che non basta questo, nel 2014 faremo una politica anche aggressiva in termini di incoming, perché porteremo circa 300 tra i grossisti importatori e giornalisti di settore a livello mondiale a far conoscere le nostre zone, perché i nostri prodotti, il nostro vino è accompagnato dalla cultura, dal paesaggio, dall'ambiente, questo è determinante per il futuro. E poi invece una politica particolare per la Cina con la quale stiamo stringendo dei rapporti molto forti e faremo degli investimenti pluriennali proprio per essere presenti prima istituzionalmente, culturalmente e poi economicamente, proprio perché è un mercato fortemente in crescita. Quindi il vino
soprattutto il vitivinicolo è la locomotiva che traina ancora l'agricoltura e l'agroalimentare. Sì, è ancora fortemente il punto di riferimento a punta di diamante del settore agroalimentare, ma questo ci consegna una responsabilità che è quella di mantenerla tale nei prossimi anni, e significa anche ovviamente che tutto il sistema dei controlli deve essere innalzato, perché noi esportiamo e produciamo qualità, e questo deve essere riconosciuto anche attraverso dei controlli ferrei.